C'erano oltre 1 migliaio di persone al convegno a mantenere il futuro del Prosecco e delle altre denominazioni vitivinicole del nostro territorio. Un appuntamento preludio dell'antica Fiera di Godega organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Banca Prealpi San Biagio. Un incontro nel quale approfondiamo quello che è un settore importantissimo per noi vitivinicolo, quindi prospettive, approfondimenti tecnici e poi la presenza ovviamente dei consorzi di tutela, una parola sicuramente importante anche da parte loro ed ancora maggior valenza a questa serata che vuol proprio essere un focus preciso e puntuale per i nostri agricoltori. Un momento che ha fatto il quadro sulla situazione del potenziale produttivo vitivinicolo per le denominazioni Prosecco, Pinot Grigio delle Venezie e Vini delle Venezie. Fondamentale inoltre l'attenzione alle risposte dei mercati. I mercati sono talmente in fibrillazione che insomma, ci sono delle variazioni talmente forti da un giorno all'altro che bisogna stare attenti a tutto. C'è un pacchetto UE del 5 dicembre del 2025 che è un pacchetto importante perché dà un contributo dell'80% alle aziende contro ad esempio le variazioni improvvise di mercato per la penetrazione su alcuni mercati particolari. Tra le azioni portate avanti a livello regionale anche una delibera a favore dei vigneti eroici e un tavolo sul mutualismo per contrastare le avversità atmosferiche. Le sfide quali sono? Sono quelle della certificazione ambientale del prodotto e della filiera, sono quelle ovviamente della sostenibilità in generale perché il consumatore è attento, sono quelle di ragionare con una visione industriale visto e considerato che andiamo sul mercato con 1 miliardo di bottiglie e dobbiamo puntare alla qualità e alla sostenibilità anche della produzione sui mercati, quindi questo spetta anche ai produttori per il tramite dei consorzi, delle associazioni di categoria, la programmazione della produzione. Un momento di confronto che ha visto come main partner Banca Prealpi San Biagio. Noi siamo molto vicini a tutto il settore, al mondo vitivinicolo in generale, pertanto per noi questo convegno è fondamentale essere partecipi e camminare tra virgolette insieme a tutto questo mondo. Ed è un'attenzione continua quella dell'Istituto di Credito che proprio a Tarso il 24 e il 25 febbraio terrà un importante appuntamento. È un convegno molto importante perché si parla di cambiamento climatico. I relatori sono relatori locali ma soprattutto relatori internazionali di importanza rilevante che parleranno del cambiamento climatico nella provincia di Treviso nei prossimi decenni, ma soprattutto nel territorio del consorzio di tutela del Vado Viale del Conegliano. È un convegno che è aperto a tutti, in modo particolare chiaramente agli addetti del settore e anche alle scuole agrarie che operano nel territorio della banca.